Siamo allo stadio Totò Russo in sede di ristrutturazione, alle sue spalle un bel tappeto verde, signor Sindaco, è davvero un bel gioiello sta nascendo ad Aragona. Sì, è un bel gioiello. Diciamo che si è lavorato tanto, però oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere quasi realizzato questo campo sportivo che può dare lustro alla nostra collettività, anche perché è uno dei pochi campi nella provincia ad avere, diciamo, una realizzazione così particolare e così bella. Un'opera su cui l'amministrazione ha lavorato tanto anche in termini di efficientamento energetico, in quanto è stato ripristinato l'impianto di illuminazione a 4 torri faro e con una nuova generazione di proiettori a LED. Sì, e nel progetto originario del campo sportivo non era prevista l'efficientamento energetico, c'erano degli impianti, diciamo, ormai fatiscenti e vecchi, quindi abbiamo previsto l'efficientamento energetico, la sostituzione di tutte le torri faro con un'illuminazione a LED, così i ragazzi e anche le società calcistiche si possono allenare di sera a un costo bassissimo. Ecco. Un Aragona che anche può vantare adesso un polo sportivo, perché in settimana avete assegnato i lavori di ristrutturazione alla palestra comunale, partiranno a breve i lavori, campo sportivo, piscina e poi palestra, diciamo che sarà un bel polo sportivo. Sì, nel 2018 abbiamo avuto la fortuna di avere finanziata anche il rifacimento di tutta la palestra comunale, abbiamo fatto la gara e venerdì abbiamo fatto l'affidamento dei lavori alla ditta aggiudicatrice, quindi a breve inizieranno i lavori della palestra che spero di essere ultimata nell'arco di un anno e mezzo massimo, quindi avere la possibilità di un centro sportivo veramente degno di nota. Non solo settore sportivo, ma ci sono anche altri lavori in itinere, se ne può parlare. Sì, ci sono tanti lavori in itinere perché abbiamo già firmato i contratti per un consolidamento qua a Valle del Vallone Petrosella, proprio dietro il cimitero. Abbiamo un altro consolidamento che parte dalla scuola Capuana e arriva all'ex Macello. Abbiamo affidato i lavori per il rifacimento del depuratore comunale. Abbiamo affidato i lavori per la ristrutturazione del Palazzo Principe lato comune e a breve affideremo anche lavori per la ristrutturazione dell'asilo nido comunale.